Non è facile parlare. Per me è facile quando sono davanti a una macchina da presa e dico delle battute scritte per me e le dico con tutto il cuore e con tutto l'amore. Ma qui di amore ce n'è stato tanto questa mattina, soprattutto per il sindaco, ha detto delle cose bellissime, poi pure non me lo voglio dire. Allora, signor sindaco, autorità, cari amici tutti, ricevere un premio è sempre un'emozione speciale, ma riceverlo qui, nella Napoli a me tanto cara, da sempre, da quando sono nata, tutt'uno con la mia Pozzuoli, è molto di più. È una soddisfazione intima che gratifica il mio animo e che mi accompagnerà a lungo. Tutto di questa giornata ricorderò a lungo. Appena sono arrivata, percorrendo queste amate strade per l'ennesima volta che mi ricordano la mia infanzia, la mia adolescenza, i primi film, la pizza dell'Oro di Napoli, insomma gli inizi della mia vita e della mia carriera. Cercavo di memorizzarle metro per rafforzare il ricordo, fissarle nella mente e portarle con me per sempre. Tutto è magnifico oggi, Napoli, questa cerimonia, questo bellissimo premio, questa vostra accoglienza, la sfilata di moda di Dolce & Gabbana con gli splendidi abiti. Perché queste giornate hanno un termine, non durano all'infinito? Grazie di cuore a tutti e grazie alla mia cara Napoli. Io ci vengo sempre molto spesso, zitti, cioè. Grazie di cuore per questo bellissima giornata e grazie ancora una volta al sindaco che è stato veramente splendido e veramente. Grazie.